signori amici del calcio a 5 per Sport Easily, benvenuti in questa nuova giornata del campionato di Serie C2 Girone A. Si scontreranno due squadre, Futsal Emiri e Sport Club Giudecca. E Termini ancora in possesso palla per gli Emiri, in sovrapposizione Sarci, Ciaramitaro! Ed è subito il gol! Danilo Ciaramitaro, il numero 4, pam pam, 1-0. Grande fisico, riesce a destabilizzare l'avversario. Ancora però possesso palla degli ospiti. Palla in mezzo, Angileri può puntare e tirare. Esterno di Angileri, deviazione e può andare a Termini. Aspetta sovrapposizione di Ciaramitaro. Termini, viene servito proprio Ciaramitaro. Il tiro! Il compagno di reparto Margagliotti. Margagliotti palla lunga, Safina palleggio, prova a girare il pallone in spaccata, Rinicella respinge Rappa prova l'imbucata in mezzo, Parisi allo spazio, non tira, preferisce temporeggiare, palla in mezzo interessante per Sciacca, dentro, esterno alla rete. Giudecca ancora Margagliotti, dribbling supera, si gira, sfrutta bene il colpo e il tiro, respinta Safina col tacco, ancora indietro Margagliotti, il tiro, trova il gol, sotto le gambe del portiere. Ed è Emiri 1, Club Sport Giudecca 1. Sciacca palla in mezzo per Rappa il tiro, deviazione, ancora Rappa, tiro fuori. Ancora però il giro palla, Angileri, il tiro, palo, doppio palo addirittura, occasionissima degli ospiti. Naccari, Sciacca può puntare contro Safina, grande palla per Rappa, paratissima di Mannina. Sergio Naccari col petto, mette giù, Termini, può puntare il numero 6, Mangiapanelli, Termini, lo spazio per il tiro lo crea, Mannina si deve impegnare per fare questo grande pallone, ancora Termini, il tiro, respinta, impressione, ancora Naccari, può metterla giù, Sergio Naccari, palla imbucata sbagliata, Margagliotti legge bene, può puntare Margagliotti, il tiro, palo ancora degli ospiti. Secondo l'arbitro, la palla in mezzo, attenzione Safina Luciani, Nicella, Barbara, il tiro, Safina col tacco, palla fuori. Ancora la squadra di casa che può andare, Futsal Emiri con Sciacca, lo spazio per tirare, tira Sciacca, Mannina. Ancora gli ospiti, andare in mezzo Angileri si gira, attenzione, recupero Ciaramitaro, rimpallo utile per Safina. Rinicella la para, Ciaramitaro la tiene lì. Parisi prova a puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi destro, Mannina, Rappa, Sarci trova il gol e trova il gol, i padroni di casa trovano il gol, tutta la panchina va da Parisi e si dividono tra Parisi e Sarci ed è 2-1 il risultato dei padroni di casa con il numero 5, il capitano Giuseppe Rappa, che può creare l'occasione decisiva. Rappa, palla sulla laterale, Termini, Rappa il tiro, Ciaramitaro era lì, batto dal giocatore avversario, viene spinto via da Parisi. Safina a disturbare il tiro e gol! Ed è 2-2 e lo sapeva, questa è la partita sanguinosa, risultato sul 2-2. Scivola rimessa tra e battuta, Rappa, ultimazione, Parisi può puntare, Parisi si crea lo spazio, Parisi! È un gol pazzesco quello di Parisi! È un gol pazzesco! Parisi 3-2! E potete vedere la giocata di Gaspare Parisi! È un gol pazzesco! Pam! Pam! 3-2! Rappa! Respinge deciso. E ancora Gamicchia. Ancora dall'altra parte! Margagliotti, palla in mezzo, Safina! E poi il gol! Di Angileri! E trova nel pareggio, 3-3. Che partita! Termini prova ad allargare, Termini si infila in aria, fallo. E no, finisce così. Ed è 3-3, una partita bellissima, si è conclusa così, con questo grande 3-3.